Riprendersi dopo uno stop oggi può essere la volta buona contro chi vuole salire al più presto. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale Vis Palermo Canicattì. È la 10ª giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Uno stop che però non ha fatto molto male per la Vis, perché gli avversari erano i cugini della Fincantieri. Finita 2-1, c'è stata anche la foto a fine partita con i ragazzi delle due squadre abbracciati. Dall'altro lato oggi c'è il Canicattì nelle zone basse di classifica, reduce da 3 KO consecutivi in trasferta. Soffre tanto perché subisce tanti gol e non vince da più di 8 mesi. Le due formazioni con la Vis Palermo in completo nero, dunque maglietta e pantaloncini, con Mazzola in porta, dopodiché Mauro Ignoffo, Arena, Macaluso, Agnello, Leonardi, Marsala, De Luca, Livigni e Visconti a disposizione di Salvatore Demma. Risponde invece il Canicattì in maglia bianca e pantaloncini rossi con Sciarrino tra i pali, dopodiché Cuva, Corsello, Terrana, Vincenzo Mazzola, Cucurullo, Ingaio, Tavella, Neglea, Urso e Carta a disposizione di Vincenzo Trupia. L'arbitro della partita è Federico Catalano di Trapani. Qui al Santo Canale un clima abbastanza tranquillo dopo la pioggia, seppur leggera, che c'è stata nel corso di questa giornata qui a Palermo. L'arbitro concede un altro po' di riscaldamento alle due squadre, perché su questo campo si è giocata la sfida tra Cus Palermo e Primavera Marsala, sempre valida per il campionato Under 17 siciliano, finita 9-1, che vi abbiamo anche proposto. Quindi le due squadre arrivano proprio nell'ultima ora da un riscaldamento non proprio completo e quindi hanno bisogno ancora di più di far girare il pallone. Vis Palermo che viene dal 2-1 subito in casa dalla Fincantieri, una sconfitta arrivata dopo 2 vittorie consecutive contro Sport Palermo e Sporting Termini. L'unico pareggio in stagione fu alla prima giornata in casa dell'Atletico Stella d'Oriente, poi vittorie e sconfitte. Si cerca un po' di riprendere quella striscia positiva delle prime 3 giornate, in cui dopo il pareggio contro l'Atletico Stella d'Oriente sono arrivate le prime 2 vittorie con Ciccio Galeotto e Favara Academy, tra l'altro con 4 gol segnati per partita. Attualmente la Vis è a metà classifica, prima di questo turno di campionato al 7° posto. Poi sono da considerare anche gli altri risultati, perché si sono giocate le altre partite di questo 10° turno di campionato. L'Atletico Stella d'Oriente ha affrontato la Fincantieri, poi ci sono state Ciccio Galeotto, Sporting Termini, Team Calcio, Fortitudo Bagheria e Villa Batatena, iniziata da 3/4 d'ora, quindi sta finendo il primo tempo, tra Buon Pastore e Panormus. Un quarto d'ora di ritardo giustificato invece tra Vis Palermo e Canicattì. Canicattì che invece dall'altro lato è in fondo alla classifica, soltanto 4 punti conquistati, così come lo Sport Palermo, che invece giocherà domani, chiuderà il programma in casa della Favara Academy domani mattina alle 11:30 nella provincia di Agrigento. Canicattì che nell'ultimo match ha perso in casa 2-1 contro il Team Calcio, è stata la terza sconfitta consecutiva, una striscia in cui sono 5 i risultati senza vittoria, perché in mezzo c'è stato anche l'1-1 sempre in casa contro la Fincantieri. Soltanto una vittoria in questo campionato, quella della quarta giornata, il 5-1 contro lo Sport Palermo. Anche in quell'occasione il Canicattì proveniva da 3 sconfitte di fila, chissà se oggi potrebbe essere quel momento lì. Il problema è che in trasferta la squadra di Trupia non ha fatto molto bene, ancora non ha realizzato nemmeno un gol.
4 sconfitte su 4. Stessa situazione a livello di punti, ovvero 0 c'è lo Sporting Termini. L'ultima gara in trasferta fu il 6-0 subito per mano della Fortitudo Bagheria, quindi sempre nella provincia di Palermo. Insomma, un periodo che non giova a questa formazione, anch'essa della provincia di Agrigento, che tra l'altro a livello di prima squadra nella scorsa stagione ha trionfato nel girone A di eccellenza, è approdata in Serie D dopo più di 20 anni e sta svolgendo al momento un discreto campionato. Il Canicattì nel girone I di Serie D è un po' giù a livello di posizione, però l'inizio non è stato per niente male. Certo, ci sarà un tour de force in questo periodo perché bisognerà recuperare la gara contro la Mariglianese, un recupero fissato mercoledì. Domani ovviamente il turno regolare di campionato a Locri in Calabria. È un settore giovanile che cerca di crescere. Questo è il terzo anno consecutivo in cui l'Under 17 affronta un campionato regionale. Quest'anno formazioni palermitane più del solito. Un penultimo posto sicuramente da riscattare. Sembra che il calcio d'inizio venga probabilmente posticipato, verosimilmente alle 17:20. C'è un problema da risolvere alla porta alla nostra sinistra. Forse un buco, un presunto buco che si sta cercando di risolvere in qualche modo. Infatti l'arbitro era lì in zona nel sorvegliare la situazione. Adesso si procederà con il calcio d'inizio del match. Canicattì che si affiderà alla qualità proposta da parte di Neblea. 4 gol in questo campionato, ha segnato tra l'altro nell'ultimo match perso contro il Team Calcio. Anche Ingaio ha segnato questa stagione 2 gol, poi 4 giocatori a una rete segnata, ovvero Terrana, Genova, Muratore e Carta. Mentre oggi lato vis a guidare l'attacco c'è il solito Visconti. 4 gol anche per lui, che punta a fare bene. Tanto è iniziato il match, dunque tutti comodi per questo Vis Palermo Canicattì. Subito conclusione da fuori abbastanza interessante di Urso. Fermata da Mazzola. Una scivolata ottima di Terrana. Il Canicattì cerca di ripartire da dietro. Pallone a centrocampo con il cambio di gioco da parte di Tavella. Si va in fascia, la va a rincorrere Carta. Pallone troppo lungo. Altro intercetto di Tavella, Canicattì abbastanza decisivo. Poi il tiro al volo molto bello di Urso. Altro tentativo da parte sua.
già anche in fase di pressing sta cercando di dare tanto. Sale dall'altro lato invece De Luca, lo scontro con Cucurullo, il pallone finisce fuori, calcio d'angolo per la Vis. Invece no, è rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è stato proprio della Vis. La gestione di Ingaio, pallone girato in fascia da Corsello, chiede più calma la prossima volta Ingaio perché la voleva lui. Sale la Vis, palla al piede con la caduta di Vincenzo Mazzola. Pallone lungo con la spallata a provare un po' di idee lato Vis. Ingaio verso il centro, fallo duro di Marsala, punizione conquistata per il Canicattì. Lancio lungo sempre dalle parti di Ingaio, il recupero del pallone servito a De Luca, passaggio verso il centro, controllo un po' così di Vincenzo Mazzola, l'uscita di Sciarrino. Quel tocco di Mazzola decisivo a far correre l'attacco della Vis davanti con De Luca e Visconti. È proprio De Luca a prenderla, ferma tutto Corsello. Ho capito, mio, va bene. Battuta la rimessa. Corsello un po' trattenuto dalla maglia Urso, si fida dietro ai compagni con Terrana. Ancora Corsello in fascia da Ingaio, sale Ingaio, occhi su di lui da parte di Marsala, c'è la rimessa. Attacco provato da Visconti, scivola Vincenzo Mazzola, perde un po' l'equilibrio, Sciarrino al rinvio, colpo di testa di Arena, ma Caluso non c'è il possesso da parte sua. Ingaio ancora il Canicattì, rischia un po' di far male all'avversario qui Neglea. Visconti vince quel minimo rimpallo che ha permesso lui di andare avanti. Poi Visconti non prende bene il pallone. Primi 6,5, 0-0.
più Canicattì che Vis. Già 2 conclusioni da parte di Urso. Occhio qui, perché è caduto male Tavella. Enorme grido da parte sua. Punizione per la squadra di Tropia. Pallone in mezzo, calciato da Terrana, si cerca il colpo di testa all'interno della mischia, va a riproporre Cucurullo, c'è il fuorigioco fischiato dall'arbitro. Esce palla al piede Agnello, lancia in avanti verso Visconti. Il Canicattì riparte la protezione di Carta, si va dietro Tavella, altro cambio di gioco, De Luca prima dei giocatori in maglia bianca, il passaggio verso l'interno di De Luca, sempre a cercare Visconti, lancia in profondità, sale Urso, servizio un po' troppo lungo. Rimessa, Canicattì batte Corsello, il controllo di Terrana, la ribattuta, la proposta in mezzo all'area, controllo, spalla alla porta, si stava preparando Terrana per un ipotetico tiro da fuori, non è stato così. Partita comunque viva, Canicattì adesso vuole provare ad aumentare l'intensità, anche se a questo livello è abbastanza buona. Lancio lungo, si cerca Carta, pallone sul fondo, però l'idea c'era. Arriva infatti anche un po' di carica dalla panchina. Mauro, De Luca, fermato un po' da Corsello, la proposta lunga di Marsala. Alla fine ci pensa Cuva ad andare da Sciarrino. Rinvio altissimo di Sciarrino, poi Corsello invece di andare avanti va indietro. La protezione di Urso, poi il lancio lungo di Terrana, mette fuori, risolve Macaluso. Si chiede la sveglia in casa Vis Palermo, con la squadra che si abbassa in difesa. Invece è buono l'atteggiamento del Canicattì. Un buon approccio a questa trasferta. Ignofo, il pallone per Leonardi, perso, lasciato lì in mezzo. Carta si gira, poi va con il sinistro a cambiare dalle parti di Ingaio. Occhio alla possibilità, si accentra Ingaio, calcia a giro, centrale però, basso.
Altro rinvio lungo di Sciarrino. Ripropone Visconti. Altra giocata da allargare. Pallone in profondità. Alla fine respinto da Vincenzo Mazzola. Lancio lunghissimo. Si va dalle parti di Ingaio che la controlla. La scivolata molto decisiva di Mauro. Calcio d'angolo per il Canicattì. Pallone in mezzo, secondo palo, nuova proposta, doppio rimpallo, prova a calciare Ingaio, non ci riesce, in velocità la Vis non ha molte disponibilità da parte dei ragazzi. Visconti, che palla questa per Livigni che si era inserito, alla fine Visconti è andato in profondità, l'ha fatta passare. Pallone che rimbalza davanti Mauro. Ancora Visconti fermato da Corsello. Terrana dall'altro lato. Controllo un po' difficile di Carta. Cuva, possesso perso da parte del Canicattì, stava passando il pallone. E arrivando da De Luca. Si cerca spesso questa soluzione lunga da entrambe le parti. Ancora Ingaio, segue il movimento Urso. Limite dell'area, Urso se la porta sul destro, ancora Urso. Passaggio dietro, Ingaio. Non c'è molto spazio però per calciare eventualmente da fuori. Pallone di ritorno per Terrana. Limite, c'è il tiro di Carta. Nessuna deviazione. È rimasto però un giocatore a terra, lato Vis Palermo, ovvero Ignofo. Tutto ok, sembra essere così per il terzino sinistro della Vis. Agnello, profondo, la sponda di Livigni, poi il fallo su Vincenzo Mazzola. Fair play da parte di Marsala che lo rialza da terra. Corsello trova nella sua zona Visconti. Ma Corsello, poi la girata d'esterno di Terrana, il pallone arriva nella zona di Tavella che è andato a correre lì. Così il Canicattì si propone. Guadagnando la rimessa laterale. Pallone buttato fuori alla fine.
uscita palla al piede di Cuva con il dribbling, riparte la Vis, ci potrebbe essere dello spazio, lanciato troppo forte De Luca, esce Sciarrino, butta il pallone nell'area tecnica della Vis. Mauro, lancio profondo, Sciarrino deve controllarla. I rimbalzi del pallone davanti alla porta sono un fattore nelle gare di settore giovanile. Ingaio, Urso, profondo, Ingaio la lascia passare con Corsello da quelle parti. Urso, male, pensato che è uscito diretto. Ancora il Canicattì che rimane nella metacampo avversaria. Molto bene Carta in mezzo agli avversari. E la Vis di ripartenza. Leonardi a puntare Cuva. Un lancio che finisce dalle parti di Sciarrino. Non ci siamo, dice Salvatore Demma, l'allenatore della Vis. Arriva qualche indicazione per De Luca da parte di Mazzola dalla porta. Demma lamenta la rimessa per il Canicattì. Terrana alza, vuole il movimento di Neglea, esce Mazzola. Corsello risponde sulla proposta della Vis, Visconti difficile. Non la mantiene in campo Ingaio. Aspetta De Luca, poi il lancio lungo, salvata, alla fine no, da Ingaio. È rimessa per la Vis Palermo. Mauro batte la rimessa, De Luca la controlla sempre di più verso l'esterno, va anche a ribattere il lancio del Canicattì verso il proprio pacchetto offensivo. Non c'è un vero proprietario del pallone. Mazzola piano, Cuva verso la profondità che va ad attaccare Neglea, esce Mazzola, il portiere della Vis, ancora Vincenzo Mazzola dietro Sciarrino, l'attacco di Livigni molto pericoloso perché il colpo di testa era facile in quella zona di campo. È arrivato prima il pacchetto difensivo del Canicattì.
Urso. Ancora Terrana, Vincenzo Mazzola. Sciarrino sbaglia nel rinvio lungo. Sono sempre però i compagni a prenderla, la menta, la trattenuta Cucurullo. È rimessa laterale. Uscita dalla difesa di Cucurullo. Terrana cambia tutto, profondità, si cerca ingaglio. Mauro davanti a lui che protegge. L'uscita del pallone. 23esimo, già oltre la metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Vis Palermo e Canicattì. Pallone perso, lasciato dietro, avanza Terrana che la gira. Ingaglio, guarda un po' la porta, c'è il tiro a giro, sempre centrale. Non è con la potenza che serve da quelle zone di campo. Corsello mette fuori. Attacco involontario di Visconti, ancora Mauro. De Luca sponda. L'azione però si ferma. Viene bloccata da Terrana. Mauro di testa. Largo Marsala. Pallone profondo. La presa di Sciarrino con Cuva che ha cercato di aiutare il proprio portiere. Si è ritrovato in mezzo il portiere del Canicattì. Corsello non benissimo, colpo di testa, c'è una gomitata da parte di Terrana. Calcio di punizione per la Vis. Lancio lunghissimo, esce Sciarrino che risponde chiamandosela. Poi Mauro. Molto impreciso. Vincenzo Mazzola subisce un po' il pressing, l'arrivo degli avversari. Pallone che sfila e finisce a Visconti, voleva anche lui il tiro a giro, finisce larghissimo. La sua intenzione è stata quella di cercare l'incrocio più lontano. Leonardi, scivolata di Terrana, ottima. Urso, si muove il Canicattì. Si va dall'altro lato, dal solito ingaglio. Intanto sale Corsello, la va a ricevere Mauro
è lì, ma Corsello si allunga di troppo il pallone e poi ha uno scontro fisico con Marsala, con il pallone già uscito. Terrana, scambi rapidi con Urso, ancora Terrana dall'altro lato, Ingaio scivola quando aveva tutto il campo a disposizione. Questo un po' è un messaggio per la Vis, perché da quel lato si fa trovare abbastanza spesso all'esterno delle Canicattì. Ingaio rimessa laterale per il Canicattì. Profondità dalle parti di Neglea, che insiste, la lascia dietro con la suola. Apertura dall'altro lato. Adesso la Vis a tenere di più il pallone. Passaggio strano un po' di Visconti. Pallone girato dall'altro lato, c'è la conclusione centrale. La presa di Sciarrino. Il rinvio con la mano verso Ingaio. Sale ancora palla al piede. C'è Urso che si sgancia. Ancora Ingaio. Si trova circondato da 3 giocatori della Vis. Cuva. Adesso Terrana. Lancio lungo quasi d'esterno. La corsa di Carta. Ancora Carta. Nessun cross perché respinto subito. Azione che si spegne. Che corre. Poi l'intervento di Vincenzo Mazzola, che finisce per prendersi il calcio di punizione. Carta, spalla alla porta, calcio col sinistro. Anche questa è una conclusione centrale. Tante ne stanno arrivando, sia da una parte che dall'altra. Ancora non c'è quell'occasione pericolosa, però i segnali arrivano sia dalle parti di Mazzola che dalle parti di Sciarrino. Anche se Urso nei primi minuti ha fatto sperare il Canicattì nel giro di pochissimo tempo. Corsello, la girata alla fine decisiva è quella di Marsala. Macaluso, Agnello, lancio, colpo di testa di Vincenzo Mazzola. Posizione regolare per Ingaio. Stavolta sbaglia l'aggancio. Indicazioni di Tropia a Terrana, quelle di insistere sempre nelle giocate.
Corsello, alzata alla fine di De Luca, c'è il liscio di Cucurullo, arriva prima di lui Leonardi, dall'altro lato il tiro che finisce largo, incredibilmente c'era tanto spazio per Livigni. Gara sostanzialmente equilibrata. Ingaio di prima, carta. Ingaio stavolta non ha preferito avanzare, come ha fatto di solito. Livigni, Ignoffo va con il destro a crossare, colpo di testa di De Luca. Anche questo facile per Sciarrino. C'è un problema però per Corsello. Viene chiesto il ghiaccio dalla panchina. Giù il terzino sinistro del Canicattì. Gioco fermo. Tra i più positivi. Corsello. Nel frattempo è briefing a bordo campo per la Vis Palermo. Stessa cosa per il resto del Canicattì, anche se in maniera più dispersiva, dato che c'è un gruppetto, come vedete, attorno a Corsello. Chiede concentrazione Demma per la sua Vis. Pallone consegnato al Canicattì, che decide di ripartire da Sciarrino. Cucurullo sbaglia la precisione del passaggio verso Ingaio. Va Mauro, Corsello di testa, Mauro ripropone in alto, non la prende nessuno. C'è anche Visconti, poi l'alzata profonda. Il Canicattì aveva subito fallo. Cucurullo trova la difesa della Vis. Pallone verso De Luca. Sciarrino con dedizione a prendersela. Ottimo l'aggancio di carta
Pallone verso Ingaio, già in area. Ingaio, controllo, serve dietro. Il pallone adesso è di Urso. Corsello, cross. Tutto su Visconti. Si fa rivedere il Canicattì. Cerca di spazzare Marsala. Il pallone esce. Calcio d'angolo per la squadra di Trupia. Pallone in mezzo, colpo di testa di Macaluso. Ha anticipato tutti. Adesso si va a battere dall'altro lato. Pallone in mezzo, colpo di testa. Arena messo fuori. Ignoffo tocca. Pallone verso Ingaio. Era da solo sul secondo palo. Corsello gira Ingaio, ma per gli avversari. Visconti, profondo, un po' in ritardo. L'attacco della Vis, Sciarrino, bella la traiettoria, non aggancia, però carta. Si allunga il pallone invece la Vis con Leonardi, entra in area, l'intervento ottimo di Vincenzo Mazzola. Lascia lì di testa Livigni. Visconti sul cerchio di centrocampo, deve tornare indietro la Vis Palermo. Ignoffo apprezza il giro palla. Demma, De Luca, sale lui, se la allunga, evita Corsello, c'è però Ingaio. Sponda ancora Mauro. L'alzata di Mauro, il controllo molto buono di Marsala. Ancora Marsala in scivolata assieme a Tavella. Il capitano del Canicattì. Punizione per la Vis Palermo. Parte Visconti in mezzo, Sciarrino allontana con tutte e due le mani. Riparte il Canicattì, sì, perché c'è spazio. E allora sale Urso. Ancora Urso. Evita un avversario, poi calcia da fuori, alto. Applausi dalla panchina. Ritornano così gli attacchi di Urso, i suoi tiri dalla distanza. De Luca a duello con Vincenzo Mazzola.
che dice non l'ho toccata per ultimo, l'arbitro concede calcio d'angolo. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo. Pallone in mezzo, secondo palo, Ingaio era lì, ha rinunciato al colpo di testa, anche perché non era in una posizione favorevole nel servire i compagni, avrebbe creato soltanto confusione. Urso per Ingaio, di nuovo Urso con il destro, c'è il passaggio sì, ma non arriva a Neglea. Marsala guarda in mezzo, il controllo in lunetta, controllo con il braccio, decisamente sì. Corsello, Ingaio, la finta, poi il passaggio su Corsello, scambiano i due, la prende Livigni. Il pallone è girato in fascia adesso profondo, mette fuori Vincenzo Mazzola sopra la panchina del Canicattì. Occhio all'intercetto, Visconti se la porta sul sinistro, calcia largo, altra opportunità per la Vis Palermo. Dal momento in cui recupera il pallone in posizione favorevole, questa è la seconda, infatti Trupia ha detto ai suoi calma. Vedremo quanti minuti di recupero ci saranno. L'arbitro ha guardato adesso il cronometro. Ignofo, Vincenzo Mazzola di testa, Neglea, nessuna sponda, c'è invece quella di Visconti, ancora Vincenzo Mazzola. Avanza il Canicattì, si allunga un po' troppo il pallone. La squadra biancorossa con Terrana, Visconti libero di girare, avanza la Vis, cambia dall'altro lato. Marsala fermato da Corsello. Controllo in piena area, De Luca è uscita. Finisce il primo tempo 0-0, puro equilibrio al Santo Canale tra Vis Palermo e Canicattì, più Canicattì che Vis per quanto riguarda la pericolosità verso la porta avversaria, soprattutto con Urso che ci ha provato da fuori, non ha trovato lo specchio, ancora deve arrivare quell'occasione importante. Devono arrivare anche
carattere potenti per poter sbloccare questa partita. Visconti ha avuto una chance nel recupero di un pallone dall'interno dell'area degli agrigentini, ha calciato però largo. Comunque la partita rimane equilibrata, bella da seguire, interessante. Vedremo un po' cosa succederà nel secondo tempo e noi ci ritroviamo per la ripresa di Vis Palermo Canicattì Under 17. Partita fondamentale, quella che si gioca al centro universitario sportivo di Palermo, di fronte il CUS Palermo di mister Stefano Colombo e il Marineo guidato da Angelo Tomasello. Dopo alcune vicissitudini societarie la squadra è tornata anche a vincere sul campo. La gara si gioca sotto a un cielo che minaccia pioggia, con il primo tentativo dopo 3 giri di lancette e un calcio di punizione per la formazione ospite. Sul pallone si porta, neanche a dirlo, Ciccio Maggio con la sua proverbiale rincorsa, la conclusione di destro che si spegne però sul fondo. Settimo minuto, con ancora il Marineo che attacca sulla fascia di destra con la palla che da Leone arriva nel cuore dell'area di rigore. Arriva Sanyong che calcia col destro, impegna Carnevale. Subito si apre un duello che durerà per tutta la partita. Insiste la squadra in tenuta nera col pallone che arriva ancora in area di rigore verso Sanyong. Ancora una volta Carnevale si oppone e nega il gol del vantaggio alla squadra ospite, che attacca a testa bassa. Ancora sul versante di destra, questa volta con Mondino. Accelera l'ex della Don Carlo Misimeri, che poi prova a stringere col sinistro sul primo palo, pallone sul fondo. Primo attacco da parte del CUS, subito pericoloso perché c'è un calcio di rigore, tocco di mano abbastanza maldestro da parte di Maggio, tiro da 11 metri per il CUS Palermo. Dal dischetto va Alioto, la concentrazione del centrocampista che si fa neutralizzare il pallone dal specialista dei tiri dai 11 metri, ovvero sia Lamin Sisei. E allora, come dice la più crudele legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, cross da sinistra e gol da parte di Sainei Sanyong, che con la zampata anticipa i difensori, batte l'estremo difensore Carnevale e porta in vantaggio meritatamente l'oratorio marineo. Minuto numero 20, si sblocca la gara del CUS Palermo, che attacca adesso con la formazione di casa con Cubi che mette al centro il pallone, colpo di testa sopra la traversa, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, ma insiste ancora il CUS al minuto 28 con questa giocata per vie centrali, lo scambio che favorisce Sheriff, la parata sul primo palo, ancora attento Sisei. Poi veniamo ancora alla chiusura del primo tempo, senza particolari emozioni questi ultimi minuti della prima frazione. Si va negli spogliatoi con il Marineo in vantaggio per una rete a 0 e subito la squadra ospite che deve difendersi da questa conclusione di Fofana in avvio di ripresa al 13°, la parata in due tempi da parte di Lamin Sisei. Poi minuto 65, ancora un calcio di punizione per la squadra di Tomasello. Va ancora una volta Ciccio Maggio sul punto di battuta, i soliti passettini, la palla che scende questa volta troppo tardi rispetto alle speranze del capitano del Marineo. Marineo che poi va in contropiede, minuto 67, l'avanzata, poi il tocco ancora per Sainei Sanyong e il gol del 2-0 da parte dell'oratorio marineo, che raddoppia a metà ripresa, gol pesantissimo nell'economia della partita, che spezza le gambe a un CUS che però ci proverà fino alla fine. Minuto 82, qui prova a respingere la difesa del Marineo, poi c'è questa sponda per Fofana, conclusione potentissima che però si perde sopra la traversa. Poi al minuto 87 ancora i padroni di casa che ci provano, con il Marineo che ormai tutto proteso all'indietro. Ancora una giocata con la conclusione di Mancina da parte di Scozzari, sfiora la traversa il giovane del CUS Palermo, che poi continua ad attaccare con la palla che viene respinta, poi riesce ad arrivare Nuccio, ma tocca malissimo. Da pochi passi poteva essere il gol che riapriva la partita, e invece è soltanto la rete che chiude le ostilità. 0-2, vince l'oratorio marineo, seconda vittoria consecutiva per gli ospiti. Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisini, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri di Palermo, pronti per assistere alla sfida tra
Fincantieri e Fortitudo Bagheria, recupero della settima giornata del girone B del campionato regionale allievi Under 17. La palla per Ribaudo che riesce a girarsi, evita l'intervento dell'avversario, ancora Ribaudo, va al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori col primo tentativo da parte della Fortitudo. È un 3-4-1-2 quasi per Di Fresco. Intanto la battuta proprio di Tantillo, colpo di testa che non arriva, poi Mistretta, la palla rimane lì, conclusione salvata sulla linea, poi Scrimenti non riesce a ribadire e palla gol clamorosa nonché ripetuta per la Fincantieri. Si salva la Fortitudo che spinge con Ribaudo, Catanzaro sulle sue tracce, poi altra palla recuperata sempre dal numero 10 che mette al centro la Rosa, la respinta da parte di Presti Giacomo, opportunità ghiotta qui per la Fortitudo e la battuta da parte di Rotolo in qualche modo tocca Catanzaro, poi la palla rimane lì, attenzione a Ribaudo, fermato, poi Liga con il tiro, deviato, può arrivare Flamia ma c'è la chiusura da parte di Gaziano e questo è come un gol. Rimessa lunga, Scrimenti la gioca in avanti, Flamia controlla in qualche modo sulla pressione di Viviano e per l'arbitro basta così. Erano 2 i minuti di recupero, in ogni caso è 0-0. Poi può andare alla battuta lunga verso l'area di rigore della Fortitudo, l'uscita in qualche modo, poi Scrimenti, palla che diventa buona, Viviano rovesciata sopra la traversa, ha cercato il gol con gli effetti speciali. La battuta di Marino non è granché, colpo di testa da parte di Liga, può arrivare Ribaudo in posizione regolare, Ribaudo, tentativo ribattuto per Ribaudo, la gioca accanto per la Rosa, salvataggio straordinario di Lobianco e palla in fallo laterale, è andata ad un passo dal vantaggio la Fortitudo, ma clamoroso errore di La Rosa. In realtà soltanto un difensore centrale sale all'interno dell'area, si tratta di Marino. La battuta verso l'area di rigore, proprio Marino di testa non riesce ad indirizzare verso la porta. Subentra Rotolo che va a lungo alla ricerca di Bartolone con questo pallonetto, Furaforte arriva e non riesce a inquadrare la porta. Subito una palla gol enorme per il ragazzo entrato un minuto fa. I giocatori della Fincantieri che volevano un fuorigioco, qui Liga contro Viviano, si gioca Viviano, ingresso in area, il tocco per Cilio che sterza, Cilio al tiro, la palla bloccata da Morvillo, Cilio cerca Fazio, non lo trova, allora prova a ripartire la Fortitudo con il tocco sbagliato di D'Amico. Viviano, palla sul destro, ci prova, palla fuori. Lannino, c'è lo scontro che però favorisce la Fincantieri. Tantillo, scambio in aria, Tantillo, la palla che rimane lì e poi esce sulla scorta da parte di Morvillo, occasione potenziale. La chiusura di Leonardo, si gioca, attenzione alla ripartenza della Fortitudo, bravissimo a chiudere Marino e per l'arbitro può bastare così, finisce 0-0 il recupero della settima giornata tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria.
Secondo tempo di Vis Palermo Canicattì, siamo nel girone B del campionato Under 17 siciliano, 0-0 nel primo tempo, con una partita che vive un equilibrio da entrambe le parti. Anche la vera e propria occasione veramente pericolosa non è arrivata, anche se il Canicattì ha tirato all'inizio del match con Urso un paio di volte dalla distanza senza centrare lo specchio. Ci ha riprovato Urso nel finale di primo tempo. La Vis è chiamata a una risposta, anche perché è piazzata meglio in classifica, dovrebbe sulla carta rispettare le attese. Canicattì che invece non sta dimostrando per nulla di essere penultimo. Pallone colpito di testa all'indietro. Facciamo un recap delle due formazioni, con la Vis Palermo in completo nero, che si è presentata con Mazzola in porta, dopodiché Mauro, Gnoffo, Arena, Macaluso, Agnello, Leonardi, Marsala, De Luca, Livigni e Visconti. Canicattì invece in maglia bianca e pantaloncini rossi, che innanzitutto prova a difendere questo attacco della Vis. Seguiamo l'azione con Leonardi che effettua il cross, poi l'uscita, palla al piede, ad avanzare in profondità con la proposta da parte di Cucurullo. Canicattì con Sciarrino in porta, poi Cuva, Corsello, Terrano, Vincenzo Mazzola, Cucurullo, Ingaglio, Tavella, Neglea, Urso e Carta. Siamo messi male, dice Demma, l'allenatore della Vis Palermo, Salvatore Demma. Gara molto combattuta in mezzo al campo. Abbiamo visto tanti capovolgimenti di fronte e anche diversi spazi per avanzare nelle variazioni. Urso, pallone largo per Carta verso l'interno, ancora Carta, calcia, ennesima conclusione centrale della partita. Non si riesce a essere più precisi e indirizzare un pallone verso l'angolino più lontano. Ignoffo, lancio verso il limite dell'area, si va dietro, Mauro tenta l'avanzata, Visconti si trova davanti l'avversario. Il controllo di De Luca fallito, anche quello di Visconti, poi il recupero da parte di Urso, che chiama l'arbitro, poi si va a prendere la punizione. Livigni, fermato da Urso, pallone in profondità verso Neglea, fuori gioco.
Tanta corsa da parte di Neglea nel cercare di recuperare il pallone. Ignoffo, l'alzata di Leonardi, Vincenzo Mazzola. Deciso nel mandarla avanti dalle parti di Neglea. Risolve la vis. Ancora carta su Ignoffo. Poi il tocco di Cuva. Fallo. Battuta la punizione con Terrana. Cucurullo largo in fascia da Ingaio. Poi il duello perso alla fine. Lancio lungo. La corsa di Leonardi. Sciarrino. Ignoffo se la porta avanti con la suola. Ignoffo cambia tutto verso l'altro lato. Proposta Cucurullo, attaccato da De Luca. Cerca il lancio lungo, va a trovare l'avversario. Il pallone comunque passa. Tante grida di Trupia, l'allenatore del Canicattì. Prima cercava Vincenzo Mazzola. La rimessa. Mette fuori subito Marsala. Piano piano il Canicattì. Qui il fallo commesso e il calcio di punizione. Tanto a bordo campo si riscaldano parte delle panchine, entrambe. Nel frattempo la battuta di questa punizione per il Canicattì. Ecco la proposta, colpo di testa, la chiamata di Mazzola. C'era stato il colpo di testa di Agnello a levar via, anche se il pallone è rimasto nell'area di rigore. La sponda di Vincenzo Mazzola a recuperare Tavella, poi gira tutto Livigni. Marsala in fascia per un nuovo cross, pallone in mezzo, Sciarrino. Partita che nella ripresa sta mostrando un po' ciò che è successo nel primo tempo. Con il Canicattì che non abbassa le proprie pretese, insistendo.
decisamente più lontano qui il Canicattì nella battuta della punizione rispetto a prima. Pallone che arriva in uscita a Mazzola. Cucurullo a lanciare Neglea, probabilmente in fuorigioco, calcia Neglea basso in due tempi. Mazzola, alla fine la posizione è stata regolare. Urso si continua. Colpo di testa di Mauro. Ingaio disturbato da Marsala. Nessun controllo di Gnofo. La recupera? Sì. Forse uscita, forse no. Si continua secondo l'arbitro. Questa sì che è uscita. La prima non era uscita, la seconda è giallo. Vai, gioca lì, buono, lì. Leonardi, il tocco, esce alla fine Sciarrino. Intervento duro qui. Ai danni di Corsello. Proposta di prima, colpo di testa di Vincenzo Mazzola. Rimessa laterale, vicini all'ora di gioco. De Luca si gira facendosi male. Si rialza con tanta difficoltà De Luca. Poi si chiarisce con la difesa avversaria. Sono pronti dei cambi. Lato Vis Palermo. Ben due. A questo punto i cambi potrebbero essere il fattore determinante di questo finale di partita. C'è tanto equilibrio. Sta spingendo di più la Vis però in questi ultimi minuti. Vediamo che succede da questo calcio d'angolo. La battuta in mezzo, colpo di testa, spalla alla porta, pallone largo, quello di Macaluso. Poi la conclusione, respinta da Sciarrino. Non risponde in velocità il Canicattì.
la protezione di Marsala. Alla fine e punizione per la squadra di Trupia. Ecco i cambi, escono De Luca e Lonardi. Entrano Marchese e Adelfio. Avanti il Canicattì, conclusione da fuori di Urso. È sempre lui, il più coraggioso. Recupero di Marsala, pallone infuocatissimo. Ignofo, lungolinea, nel lancio del nuovo entrato Marchese. La protezione voluta da Livigni. Ancora Livigni, ad attaccare arriva Marchese. Freschissimo Cuva. L'ultimo tocco di Marchese dopo il rilancio voluto da Cuva. Battuta la rimessa. Protezione, aggancio voluto. Urso. Pallone colpito da Tavella. In scivolata a proporre verso Neglea, che si prende il calcio di punizione. Tempo per il Canicattì. La Terrana contro la barriera 3 sistemata da Mazzola. Terrana in mezzo, colpo di testa leggero. È facile per Mazzola il colpo di carta. Terrana, buona la sventagliata, ma troppo difficile per Neglea. Livigni dietro per Mazzola. Vuole il rischio avversario il Canicattì. Scontro e punizione bis. Il fallo subito da Visconti da parte di Corsello. Tutto pronto, si va. Pallone sul primo, l'uscita di Sciarrino. Poi Livigni di nuovo per il portiere del Canicattì. Che prima ha respinto un pallone che era rimbalzato sul terreno di gioco.
L'allungo quasi involontario di Carta verso Ingaio, la chiusura in scivolata Di Mauro. È rimasto però Marsala a terra. Gioco dunque fermo. Partita ancora tutta da decidere. Cambio nella vis. È pronto ad entrare Giaccone al posto dello stesso Marsala. Dentro dunque Giaccone, lui che ha risolto allo scadere la sfida contro lo Sporting Termini, l'ultima giocata in casa dalla Vis, cross dentro non per Neglea che è ancora indietro, scivolata senza effetti da parte di Carta, pallone che scorre, quello di Giaccone, non lo prende nessuno. La mossa che potrebbe pungere, quella usata da Demma dalla panchina. Vedremo se saprà incidere il giocatore della Vis Palermo, Sciarrino. Canicatti che ancora non ha effettuato cambi. Oppure in panchina ci sono Baldacchino per quanto riguarda la porta. C'è anche Boiciuk, Alessi, Gioia, Carlino e Narbone. Dema invece può fare entrare ancora Russo, che è il secondo portiere. Più probabilità di ingresso per Fiorentino, De Giorgi, terzo di Caccamo. Anche per Scardina c'è questa possibilità. Cartellino giallo intanto. E punizione per il Canicatti. Vuole tanto il gol Trupia. Il suo Canicatti sta conquistando diversi calci di punizione. 3, adesso 2 in barriera, con Visconti che si è andato ad aggiungere alla mischia. Va il solito Terrana, sempre profondo, colpo di testa, debole, stavolta non centrale ma verso il palo alla sinistra di Mazzola. Nessun problema lo stesso. Le finte, il doppio passo di Marchese. Fallo, questo qui, ai danni di Terrana. Cucurullo sbaglia.
Cambio rimessa con Terrana che aveva ricevuto. Tutto da rifare. Corsello indietro. Stavolta è fallo. Ultimi 20 minuti, poco meno. Rimane fisso lo 0-0 al Santo Canale tra Vis Palermo e Canicattì. Marchese vede il movimento di Ignofo, le finte anche da parte sua. Ignofo mette giù Vincenzo Mazzola, il cross, Corsello le va via, poi la conclusione da fuori che finisce di poco al lato. Il tentativo di Adelfio. Questa è leggermente più interessante rispetto alle altre, tutte centrali. Dobbiamo vincere. Questo Mazzola dalla porta ancora Adelfio. Non molliamo, risponde la panchina del Canicattì. Sfida non soltanto in mezzo al campo. Visconti salgono in 3. Corsello alla meglio nel duello insieme a Giaccone. Va il Canicattì in fascia, mandato in avanti. Nulla da fare. Marchese fermato. Ignofo. Marchese verso l'interno, Livigna, Adelfio. Tocco di Ignofo, poi cade male. Carta. Cercato in un certo senso di abbattere Adelfio, ma è caduto sulla sua spalla, poi è caduto giù il giocatore del Canicattì. Si rialza da terra, Carta. Canicattì momentaneamente in 10. Rientra Carta. 11 contro 11. Avanzano ancora gli agrigentini. Con il pallone tra le linee. Urso fuori. Grande occasione. Anche dall'altro lato. Un po' come quella che ha avuto Adelfio. Quella di Adelfio era da distanza maggiore. Però anche in questo caso il pallone è andato a lato del palo.
Si risponde colpo su colpo. Di conseguenza sale piano piano la tensione. Corsello tenta il dribbling. Ingaglio si è visto di meno nel secondo tempo rispetto al primo. Pallone atteso, c'è il tiro da fuori, esterno della rete, ancora Urso. Occasione in più per il Canicattì. Se la sta giocando a viso apertissimo la squadra di Tropea. Vincenzo Mazzola la fa arrivare a Neglea. Evita Ignoffo in scivolata. Si va dall'altro lato. Ingaglio all'ostacolo. Mauro da fronteggiare. Mauro recupera e la passa in avanti. Sale Giaccone. Ancora Giaccone. Sta arrivando Tavella. Deviazione. In fallo laterale. Mauro. Risposta di Ingaglio. Adelfio, alzata morbida, prolungamento, tentativo al volo di Marchese. A terra Cuva, poi riceve un pallone praticamente addosso quando si stava rialzando da terra, preso di sorpresa. Cambio, tanto nel Canicattì esce Ingaglio. Molto buona la sua partita, più nel primo tempo che nel secondo. Al suo posto entra Alessi. Primo cambio quindi anche per il Canicattì, con l'ingresso di Alessi. Carta tra le linee, poi lo destabilizza il tocco di Adelfio. Corsello lungo la fascia, la gestione voluta da Alessi, cade senza fallo. Poi la scivolata di Alessi lo va a commettere. Entrata dura. Richiamato subito tra l'altro da Tropea nell'andare a difendere. Marchese impreciso verso Ignoffo. Terrana d'esterno verso Neglea. Fuori. Ultimi 10 minuti. Si fa sempre più decisivo questa partita. Lancio lungo di Marsala, colpo di testa. Il tiro sull'esterno della rete. Anche l'ultimo tiro del Canicattì è finito sull'esterno della rete. Quasi una partita a scacchi sotto questo punto di vista, con Visconti che
Ha cercato il gol. Cambio. Vis Palermo. Esce Levigni. In ombra da un po'. L'ingresso in campo di Caccamo. Anche lui in gol nell'ultima in casa contro lo Sporting Termini. Serie di rimpalli, pallone verso Visconti, Sciarrino, fallo. Scontro tra compagni, perché Sciarrino nell'uscire, nel prendere il pallone, ha fatto male a Vincenzo Mazzola. Sciarrino, colpo di testa, riparte la Vis, Adelfio, c'è anche Carta, Terrana risolve, pallone verso Urso che ne ha ancora, la porta avanti anche con la suola. Urso si ferma, poi finisce giù, calcio di punizione per il Canicattì, subito battuto, no, si deve aspettare un altro po'. Si muove tantissimo Cuva al limite dell'area. Pallone che scorre, finisce fuori. Anche da queste situazioni passa un risultato da sbloccare, perché i calci di punizione dal Canicattì sono stati sfruttati più o meno tutti così, col pallone finito tra i guanti del portiere, palloni usciti fuori, quindi calciati troppo forte. Stava andando Carta, riparte la Vis, cerca di farlo in velocità, Ignofo, sguardo sempre alto, colpo di testa di Corsello, involontario all'indietro, risolve la situazione Tavello. Pardon, Tavella. Pallone in profondità, Sciarrino contro l'arrivo di Marchese. Mauro, alzata, si deve fermare il gioco però. Campi.
si rialza Tavella. Cambio nella vis, esce Mauro, entra De Giorgi. Non cambia nulla. Un terzino per un terzino. De Giorgi va a prendersi questa rimessa per consegnarla al Canicattì. Sciarrino meno bene del solito. Ignoffo largo da Marchese, evita Cuva, ancora Marchese, stava proteggendo poi Vincenzo Mazzola, il rinvio a cercare Neglea. Ignoffo perde il possesso, che recupero su Neglea che va ancora lì da quelle parti. Visconti protegge, c'è l'arrivo di Caccamo, ma è stato fischiato fallo. Mazzola, la sponda di Alessi, Neglea, Urso, poi Carta, lasciato lì Urso, sale Urso, pallone suo, ancora Urso, calcia debolmente. Il rinvio altissimo di Mazzola, spinto di Caccamo. Punizione per la Vis Palermo stavolta. Vicini al tempo di recupero, vedremo quanto farà giocare ancora l'arbitro. C'è del tempo da recuperare. Alla battuta Agnello, parte lui verso la porta, cerca di sfruttare il rimbalzo davanti il portiere, ma Sciarrino è attento. Macaluso, pallone in profondità, corre Urso, cerca di allungarsela, ma niente da fare. Qualcuno ha reclamato anche un tocco con la mano. Per l'arbitro tutto ok. Ignoffo, pallone verso l'interno, verso il limite dell'area, colpo di testa a levar via, alzata provata da Adelfio, serie di palleggi per il controllo, pallone girato per De Giorgi, tiro larghissimo anche questo. 5 di recupero. Messaggio chiaro di Tropia. Sono gli ultimi 5 minuti, giochiamoli come i primi 5. Un avvio di match in cui il Canicattì ha avuto
2 occasioni da fuori con il solito Urso. Poi la Vis si è chiusa meglio. La battuta della rimessa, Corsello, protezione del pallone, spazza via il capitano Tavella. Ignofo, Adelfio, sbagliate le misure, poi Ignofo va sulle spalle dell'avversario, colpo di testa di Agnello. Urso prova ad andare lui, si allarga, sì, Alessi, si va invece a sinistra con gli avversari evitati, calcio di punizione conquistato da parte del Canicattì. L'opera di Carta che se n'è andato tra le linee. Ammonito Agnello, l'autore del fallo. Punizione Canicattì, posizione interessantissima. Barriera di 5 giocatori. Terrana pronto a calciare. Fischia l'arbitro. Terrana oltre la traversa. Ha cercato sì di sorpassare la barriera, ma troppo. 94esimo, 1,5 alla fine. Sulla carta. De Giorgi non la mantiene in campo. Alla ricerca infinita del gol il Canicattì. Terrana sbaglia il passaggio, poi se la ritrova, la riconquista. C'è il duello con Arena. Arena che rimane giù. Allora si andrà oltre il 95esimo. Zoppica Arena. Adesso meglio. Deve uscire. Arbitro che fa ricominciare il gioco proprio al 95-0-0. Calcio di punizione nuovo per il Canicattì, che ha l'intenzione di segnare sugli sviluppi di questa azione. L'ha conquistato Terrana. La battuta lui o Carta, anche se andrà sicuramente Terrana. 2 in barriera. Eventualmente c'è Cuva solo. Soluzione corta. Si va in fascia. I dribbling molto buoni da parte del solito Urso.
si cerca di fermarlo con De Giorgi, ancora Urso, vince il primo rimpallo, ce l'ha sempre lui. Passaggio all'indietro, la rimessa è per la Vis che cerca adesso di ripartire in velocità, anche se è molto difficile. È ufficiale, 0-0 tra Vis Palermo e Canicattì. Una partita super equilibrata, pareggio che ci sta tutto, con entrambe le squadre che hanno avuto la stessa mole di occasioni una volta che si calciava centrale, poi rispondeva l'altra squadra dall'altro lato e via dicendo, anche con l'ultimo tentativo per entrambe le squadre sull'esterno della rete, squadre sicuramente sfinite. C'è per esempio Mazzola, il portiere della Vis Palermo, giù a terra che ci credeva dalla propria porta. Insomma, un match che è stato bello da seguire, sempre in tensione. La tensione saliva sempre di più, perché comunque entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di sbloccarla per prima. Il Canicattì ha segnato tanto, il primo gol in questa stagione in trasferta non è arrivato, però d'altra parte conquista il primo punto, che comunque è sempre importante, muove la classifica. La Vis Palermo non torna alla vittoria dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fincantieri, ai Cantieri Navali di Palermo. Oggi un punto in più che permette alla squadra di Demma di salire a 14 punti, sono 5 invece quelli del Canicattì. Il primo in trasferta. I prossimi impegni delle due squadre: Vis Palermo che giocherà in casa della Fortitudo Bagheria domenica 4, quindi la prossima settimana alle ore 10:30 in pieno mattino, mentre il Canicattì d'altro lato ospiterà l'Atletico Stella d'Oriente sabato 3, quindi il giorno prima alle ore 15. È tutto dal Santo Canale, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Martella!